Per il format Ligurians Grand Tour Videogram Entertainment di Monte Carlo abbiamo un ospite illustre, Cristina Bolla. Ovviamente questa sera è stata premiata qui dall'Associazione dei Liguri nel Mondo, a Genova, e Cristina Bolla. Questo premio inaspettato o avevi già qualche sentore di questo prestigioso riconoscimento? Beh, allora sicuramente inaspettato perché insomma, è stata una sorpresa, una graditissima sorpresa perché collaboriamo sia come Genova Liguria Film Commission, ma soprattutto come Centro Studi Amadeo Peter Giannini con l'Associazione Liguri nel Mondo. Insieme abbiamo svolto diverse ricerche, realizzato docufilm legati alla figura per esempio di Amadeo Peter Giannini e quindi c'è una ricerca costante, una collaborazione che dura da anni. Per me è stato un grande onore ricevere questo premio perché appartengono a una famiglia che ha fatto il grande viaggio in America e i miei bisnonni sono andati a San Francisco e sono tornati da San Francisco, quindi c'è un grosso legame sia con l'associazione ma soprattutto con chi ha fatto questo grande lavoro di valorizzazione di quello che i liguri sono stati nel mondo, perché ricordiamoci che ci sono tanti liguri che hanno realizzato progetti importantissimi come Amadeo Peter Giannini, ma poi tanti altri, immaginiamoci anche Dolly, la mamma di Frank Sinatra, e tante persone, poi Cristoforo Colombo ovviamente, quindi abbiamo dato in Italia persone che hanno reso grandissimo non solo gli Stati Uniti ma anche tante altre parti del mondo, immaginiamoci Sud America per esempio. Una curiosità, quindi progetti per il futuro, essendo questi liguri nel mondo, insomma, moltissimi. Sono molti e tra l'altro inseriti in ambienti di sviluppo economico molto importanti a livello internazionale. Adesso il prossimo progetto, noi abbiamo già realizzato 2 docufilm legati alla figura di Amadeo Peter Giannini, però abbiamo intenzione di realizzare una serie TV dedicata ad Amadeo Peter Giannini, ma ci sono in procinto altri progetti che partiranno su Liguri illustri, per esempio la figura di Saturno, Leopoldo Saturno, che è stato un grande benefattore della nostra riviera, che tuttora ha lasciato un'eredità importante con un lascito che ogni anno arriva in Liguria dalla Banca Fargo, dagli Stati Uniti, quindi c'è un grosso legame sempre che intreccia la vita dei liguri, che hanno, anche se non sono più tornati, però hanno un forte attaccamento nei confronti del loro territorio. È una figura femminile ligure che potrebbe essere una figura di spicco che magari interesserebbe riproporre anche in una produzione audiovisiva? Beh, prima di tutto la più mondana, che è Dolly, la mamma di Frank Sinatra. Sappiamo che Frank Sinatra aveva proprio una venerazione per la mamma e quindi per quella cultura ligure con la quale è cresciuto. Era per esempio molto ghiotto di pesto e quindi quando veniva in Liguria o quando frequentava i ristoranti italiani in America si faceva cucinare il famoso pesto. E poi per esempio Sor Blandina, che è sempre dell'entroterra di Chiavari, la Val Fontana Buona, che è prolifica di persone importantissime nel mondo, che è stata una persona eccezionale perché durante la corsa all'oro aiutava i migranti a fare i grossi trasferimenti dalla East alla West Coast, parlando addirittura con i grandi indiani d'America, aiutò tantissime famiglie italiane, ma non solo italiane, a realizzare il proprio sogno. Grandissimi aneddoti e racconti, insomma, da rimanere proprio colpiti e insomma affascinati. Una domanda su l'aneddoto, il racconto, quello più curioso, quello che l'ha interessata maggiormente. Beh, allora ci sono tanti racconti importanti, sicuramente la figura che più mi affascina, anche perché sono la presidente del centro studio Amadeo Peter Giannini, è la figura di Giannini, proprio perché immaginiamoci una persona che nasce in America da genitori liguri e molto poveri, che diventa poi il presidente, non il presidente perché poi non fu quasi mai presidente, ma il fondatore della Bank of America. Il presidente della Bank of America fu quasi sempre il padre, il patrigno di Amadeo Peter Giannini, perché rimase orfano molto giovane. Quindi è un racconto bellissimo dalla povertà della Liguria degli anni, diciamo intorno
alla fine dell'Ottocento a diventare uno degli uomini più influenti, più ricchi del mondo, e quindi questo per me è un racconto che faccio anche ai più giovani, perché come esempio di visioni e soprattutto un termine che si usa adesso di resilienza, perché Giannini è un esempio per tutti. Bene, veramente Cristina Bolla, grazie per essere stata con noi questa sera, grazie per questa intervista e soprattutto per il lavoro importante che fate con la vostra organizzazione, perché portare i Liguri, la storia dei Liguri, anche farla sapere agli stessi liguri, perché molti di noi genovesi addirittura non sappiamo proprio neanche dell'esistenza di queste figure che hanno avuto una storia così importante per l'intero pianeta, se andiamo a vedere. Assolutamente sì, è importantissimo. Grazie a voi. Grazie ancora. Attestato di Ligure Illustre 2024 e Cigno d'Argento, non è che ha un grande valore ma è simbolico, a Cristina Bolla, imprenditrice. Prego. Dipende. Cristina Bolla è presidente di Genova Liguria Film Commission, imprenditrice nell'ambito della comunicazione e dell'organizzazione di eventi, direttrice di eventi di promozione turistica e responsabile di gruppi di progettazione. Da diversi anni è docente di marketing turistico e accoglienza turistica. Si occupa di progettazione per lo sviluppo economico del territorio ligure, della cultura e dell'enogastronomia. Si occupa di cineturismo ed è docente nell'ambito dei progetti audiovisivi, collabora in progetti per la valorizzazione dell'artigianato artistico, è membro della commissione per l'internazionalizzazione delle Film Commission del MIBACT e del coordinamento delle Film Commission presso la direzione cinema del MIBACT. È stata membro di giuria dell'Oscar della pubblicità italiana Key Awards Milano. Si occupa della cura di progetti per il rilancio del territorio attraverso i progetti audiovisivi. Si è occupata di progetti di formazione e alfabetizzazione all'audiovisivo e collabora con il premio Pellico d'Oro per pellicola? Ah, qui c'è chi l'ha fatto questo errore, verrà punito, gravemente licenziato, paga doppio. Pellicola d'Oro, grazie, per la valorizzazione dei mestieri del cinema, di cui è un membro di giuria e relatrice durante gli eventi in occasione dei principali festival del cinema. Si occupa di attività di volontariato nell'ambito delle attività sportive e di progetti di socializzazione. Basta. Grazie, complimenti. Io inviterei alcuni dei nostri membri del direttivo a venire con noi qui, Giovanni Boltano, Anna Maria Campello, Luca Cessarego, e poi abbiamo Luisa Piccardo. Vieni Luisa. E abbiamo vicino a Luisa chi è? Come non mi ricordo mai quello vicino a Luisa. Venga anche lei, dottore. Ecco qui. Allora consegno questo attestato a Cristina Bolla, che poi lo tengo un attimo, io farò vedere. Prego. Facciamo la foto, sì, facciamo la foto con tutti i nostri, prego. Se ho dimenticato qualcuno ve lo dite, Prego, Shasa Comodi Shobakan. Ecco, pronti, grazie, ci siamo tutti, penso di sì. Bene, allora loro signori consiglieri si possono riaccomodare e poi li richiamiamo dopo. Fate un po' di ginnastica. Prego Cristina, posso dirti a te o ci vuole del voi, Vossignoria? Prego. Tanto, prima di tutto voglio ringraziare tutta l'associazione Liguri del Mondo, perché insieme stiamo facendo tantissimi progetti e vi conosco da sempre, e conoscendo poi il presidente Mennini so che c'è sempre qualcosa di nuovo da studiare, da inventarsi, e quindi ti ringrazio di questo, soprattutto per il grande impegno che hai dimostrato anche nel collaborare con noi
in particolar modo come Centro Studi Amadeo Peter Giannini ci hai fornito tanti contatti internazionali per poi fare interviste, insomma abbiamo realizzato un docufilm importante dove si parla proprio di questo gruppo di liguri che hanno realizzato, grazie all'impulso di Amadeo Peter Giannini, un'industria, quella della spazzatura, che ad oggi è una delle più importanti a livello americano, e quindi per noi è un grande onore poter dire che la vostra associazione ci supporta sia nella selezione dei consulenti, perché stiamo crescendo sempre di più, anche sia come Film Commission ma anche come Centro Studi Giannini, per conoscere sempre più persone in giro per il mondo che ci testimoniano come noi siamo veramente un popolo importante. Io parlo siamo una razza particolare, perché ovunque vada in giro per il mondo trovo un ligure che ha un ruolo di prestigio, che ha avuto un grande slancio, e soprattutto quello che noi chiamiamo vision, perché ovunque andiamo, in qualsiasi settore, troviamo dei liguri che ce l'hanno fatta ma che continuano a farcela, continuano a dare impulso. Per cui vi ringrazio poi il nostro Presidente di Regione, il nostro Sindaco, perché insieme abbiamo collaborato e continuiamo a farlo, e questo ci dà anche una speranza, perché ogni giorno c'è qualche novità in più e qualche slancio che noi vogliamo dare anche proprio sia come Film Commission che come Centro Studi Giannini, e ci sono tantissimi progetti che abbiamo in cantiere che poi vedrete svilupparsi, perché diciamo che la vision di Giannini ce l'abbiamo tutti noi, questo palco sicuramente, ma anche voi in sala, quindi sono veramente orgogliosa di questo premio che mi onora per due ragioni. Prima di tutto perché io derivo da una famiglia di persone che hanno conosciuto Giannini e che hanno fatto il grande viaggio per San Francisco, e quindi per me è importante avere questo collegamento continuo, e poi perché sono talmente legata al territorio e alla vostra associazione che voi sapete quanto mi faccia piacere questo premio. Grazie. Ora, per cortesia, sì, il gagliardetto, grazie Fabio Ceccarelli, questo è il gagliardetto, e poi consegniamo il cigno d'argento, e chiedo ai nostri due personaggi qui intervenuti di consegnarlo insieme, come se si dessero la mano. Prego, portare Cinius Argenteus. Signus. No? Ce l'hai già? Chi gliel'ha dato? Io. Questo Presidente è un fenomeno, Ma quanti secondi ci dà ancora, Presidente? Allora, facciamo vedere il cigno. Te l'ha dato di nascosto, è pazzesco. Hai già fatto? Ma è pazzesco. Guarda in camera. Vabbè, dai. Abbiamo già premiato anche gli altri. Questa non me la dovevi fare. Chissà ancora. Va bene. Un applauso, dai. Ciao Cristina, ora ci vediamo.